Salve a tutti e ben ritrovati per una nuova e scoppiettante puntata di Telenutria, il telegiornale più ignorante della storia. Vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda un interessante documentario sull'alimentazione casalinga e contadina, intitolato Gallina vecchia fa il brodo scaduto. Ma ora diamo la linea al telegiornale per le anticipazioni flash delle news del giorno. Buona giornata! Levada! Questo giovanotto stava compiendo delle acrobazie con il suo skateboard, ma di botto finiva schiacciato da una macchina come una nutria sulla Romea. Il giovane si è cagato addosso. Marola. Stava fumando una sigaretta truccata, ma ha aspirato troppo velocemente, ingoiando tutto quanto. Ustioni di terzo grado al buco del retto. È raggiunto il traguardo al primo posto, al Gran Premio del Tordo di Feltre, ma per risultare a bracci levati ha fatto una gran figura di cacca. Postioma. Si stavano divertendo come dei macachi scivolando sul pavimento insaponato, ma uno dei tre furbacchioni ha preso una testonata fotonica sulla macchina. Gli amici si sono pissati addosso da Redara. Castelfranco Veneto. La moglie lo aveva lasciato per fuggire con il datore di lavoro e allora ha deciso di festeggiare la ritrovata libertà bevendo un bicchiere di prosecco per ogni volta che la moglie gli aveva rotto le balotte. Dopo 116 brindisi però è stramassato al suolo imbriaco come una scimmia russa. Arzignano. Il marito prima di andare al lavoro gli aveva detto di tagliare l'erba, ma non aveva specificato di attaccare il cavo della corrente. Così questa povera donna ha tribolato tutto il giorno, ma l'erba restava sempre uguale. Ad un certo punto si è rotta le bale e ha spaccato la macchinetta con il mattarello. Parlando di persone rincoglionite, questo operaio di San Bonifacio doveva pulire con l'aspirapolvere dopo aver levigato una parete, ma non aveva collegato il tubo all'aspirapolvere. Il capocantiere, quando si è accorto, gli ha dato una badilata sopra la testa. Queste due amiche di Pernumia volevano imparare a pattinare buttandosi giù per una discesa, ma è stata un'idea balorda. La più furba delle due ha preso il garage sul muso e ha crepato tutto il condominio. San Bruson. Il figlio non ne voleva sapere di mangiare la minestra. Così ha trovato un metodo psicologicamente infallibile. Ora il bimbo mangia di tutto, anche lo yogurt smarso. Rosolina. Stava facendo un video con il cellulare, ma non aveva notato che il furgoncino davanti aveva rallentato, inculandolo clamorosamente. La canoa è da buttare nel secco. Cantarana. Voleva colpire il bicchiere con un calcio rotante, ma ha preso l'amica sul muso. Sarmeola. Stava giocando con il figlioletto che però aveva appena finito di mangiare e così anche il papà ha fatto colazione. Boschiera. Stava tranquillamente saldando quando i colleghi di lavoro gli hanno fatto il classico scherzo da prete. L'odore di cacca in braghe si è sentito nel raggio di 2 chilometri.